8 pagine per riepilogare le ragioni di un ricorso, quello presentato al TAR da alcuni residenti di San Vito contro Etra e il Comune sul tema Ecopiazzola, per arrivare alla fine a questa sentenza definitiva. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo dichiara irricevibile. Dunque il TAR boccia il ricorso e la decisione definitiva arriva a meno di 24 ore dall'inizio dei lavori per l'altra ecopiazzola, quella di quartiere 25 aprile, dove mercoledì mattina partiranno ruspe e operai per la nuova ecopiazzola. Attenzione però, qui il comitato di quartiere e l'amministrazione Etra hanno già predisposto opere compensative. A fronte di un investimento del comune di 400.000 euro verranno creati un campo da calcio aperto a tutti, uno da volley, un'area per la mobilità degli anziani, una casetta di quartiere e una pista ciclabile. Tutto senza dimenticare l'implementamento delle aree verdi. Ma cosa significa che l'ecopiazzola sarà un servizio integrativo? Semplicemente che l'attuale porta a porta garantito da Etra continuerà e che case singole e condomini potranno scegliere se mantenere le abitudini attuali o servirsi anche dell'ecopiazzola, che sarà al momento accessibile a tutti i residenti nel raggio di circa 500 metri. E dopo le polemiche dei giorni scorsi, il presidente del Comitato 25 Aprile, Nicola Giangregorio, si toglie qualche sassolino. Noi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare da novembre 2023 in poi, quindi dalla prima sondaggio, dalle prime informazioni in cui si diceva appunto che sorgeva questa ecopiazzola. Ho avuto uno scambio con il Comune per quanto riguarda un eventuale spostamento. La risposta è stata appunto, per iscritto, che non si poteva cambiare. La stessa persona che oggi sta raccogliendo le firme non ha mai fatto nulla per quella che è la situazione davanti a casa sua. Io ho foto di plastica lasciata lì dal venerdì in attesa di essere raccolta il martedì, foto di ogni genere e ogni tipo.